Buonasera a tutti e ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica del Circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale. Innanzitutto vogliamo farvi i nostri cari auguri di buon anno e di buon proseguimento. Siamo molto felici, insomma, di ripartire con la nostra rubrica con due ospiti che sicuramente conoscete, che vado subito a presentarvi. Quindi diamo il benvenuto a Andrea Appi e Ramiro Pesa, i Papu. Siamo qua. Ciao. Eccoci. Buonasera a tutti. Ciao a Grazie tutti. per aver accolto il nostro invito, appunto, duo comico conosciuto in teatro, in televisione, ultimamente molto presente anche sullo schermo del vostro smartphone, e in programma per il Circuito ERT abbiamo una tournée di un nuovo lavoro che si intitola I Penultimi, ed è proprio di questo nuovo spettacolo che vi chiederei di parlare, chiedendomi un po' di cosa tratta, che temi affronta, insomma, che cosa aspettarsi quando torneremo a teatro. Miro, non dire niente, non dare anticipazioni, manteniamo No. la sorpresa. Si accorgono di cosa parla e poi non vengono a teatro. No, siamo molto contenti, anzi, di questi penultimi siamo noi, i due penultimi. Sopravvissuti? No, vabbè, in un'altra epoca ci sono stati altri penultimi, altri sopravvissuti. No, parla di un argomento un po' tosto, come ultimamente ci capita di affrontare, cioè dei temi un po', chiamiamoli seri, anche se non tristi, come diciamo noi, insomma, temi importanti. Ci chiedono di raccontare delle cose in maniera un po' quantomeno sbilenca, e noi, gioco forza, insomma, lo facciamo anche volentieri, insomma. No, è stimolante, è bello e, Sì. insomma, e quindi, insomma, troviamo sempre un modo diverso di raccontare le cose che altrimenti, insomma, potrebbero insomma, risultare un po' pesanti. Invece, insomma, ci sono i modi per raccontare le... Se vengono affidate da due falsi giovani senza troppi pudori né sensi di colpa, la gente ancora un po' non si accorge Noi dell'argomento. fortunatamente insomma, riceviamo queste commesse. Questa è per un rilancio. Il rilancio era stata fatta nel 2019, il 4 dicembre era, perché Santa Barbara, che è la protettrice dei minatori, a Prata di Pordenone c'è un piccolo museo dedicato appunto ai minatori, che da lì sono partiti per andare in Belgio nelle miniere, non sapendo assolutamente che cosa avrebbero trovato, anche perché i cartelloni, insomma, raccontiamo tutta la storia. I cartelloni dicevano una cosa, ma quando si arrivava lì, naturalmente, insomma, c'erano altre, le aspettative, insomma, non corrispondevano a quello che poi si trovava. E questo spettacolo ci è stato commissionato, si può dire? Penso di sì. Può dire. Commissionato dai Lions Club di Brugnera, Pasiano e Prata. Sono loro che attraverso degli sponsor, insomma, hanno pagato la produzione per raccontare questa storia e rilanciare il museo. Abbiamo fatto due spettacoli, uno il mattino per le scuole medie e uno alla sera per il pubblico, e quindi è andata molto, molto bene. E questa cosa, insomma, poi noi quest'estate non avendo molte cose da fare, perché arrivavano le telefonate, ma non riguardavano dei nuovi spettacoli, riguardavano la cancellazione di quelli già prenotati. Quindi a un certo punto non siamo gli unici, per fortuna. No, a un certo punto, davanti a un bel bottiglione di rosso, perché certe cose vanno affrontate insomma, seriamente, no con un bicchiere, roba grossa. Abbiamo detto, dai, invece di fare i nostri soliti 10 giorni
anche perché il comune di Pordenone non si è mosso da questo punto di vista, e noi abbiamo detto, ma noi la facciamo lo stesso, sta cosa. Normalmente negli anni, ormai le persone sono abituate, il nostro pubblico, a trovarci per 10 giorni a luglio in un parco a Torre di Pordenone, il parco del Museo Archeologico, e noi abbiamo detto, ma invece di fare 10 giorni, facciamo 20. Che problema c'è? Tanto non rinunceremo sicuramente a cose... non avevamo alternative, diciamo la verità. A grosse richieste. A quel punto, 20 giorni, si trattava di mettere insieme degli spettacoli che forse qualcuno non aveva visto, quindi abbiamo chiamato la nostra rassegna I Papu come non li avete mai visti, e tra questi spettacoli appunto è rientrato questo, i penultimi, e, cioè, con un buon successo, perché poi devo dire che alla fine, cioè, sono venuti a vederlo anche i figli che hanno avuto i genitori che erano partiti, quindi nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, si partiva. Se non ce n'era qua, si andava a trovarlo altrove, quindi i figli poi, insomma, adesso sono qui e sono venuti a vedere lo spettacolo, quindi bene, speriamo di muovere, perché... No, mi fai pensare, Ramiro, che noi storicamente, siccome noi siamo nati veramente con i bottiglioni di vino, sempre con moderazione, adesso, senza esagerare. Già Abbiamo in due un bottiglione, sì. No, nell'arco di una settimana si parla. Certo. Sì. Siamo nati prendendo in giro, no? Il Belgio, quando eravamo in Belgio, come Paperon de Paperoni quando racconta del Klondike, noi raccontavamo, no? Quando eravamo in Belgio, ci siamo conosciuti in Belgio. Si sentiva dire, ti ricordi, nelle botteghe si sentiva dire tegale rivale marchette dal Belgio. Ah, beh. Cioè, perché uno aspettava la pensione, no? E quindi c'era queste, le marchette dal Belgio erano famose da queste parti. Ecco. Però è vero, devo dire che ci capita di accettare queste proposte che sono sempre un po' borderline, no? Cioè, è difficile, si può farne delle tragedie, si può farne dei racconti molto dolorosi, chiaramente, come è giusto che sia, però si può sempre trovare il modo alternativo, o perlomeno cercare di trovare il modo alternativo. Noi non siamo narratori, perché non so se si può narrare in due, è il famoso monologo a due, che noi qualche volta facciamo, lo chiamiamo monologo a due, non so se ci siano i libri di testo, però noi facciamo così, raccontiamo una storia un po' come Qui Quo Qua, però qui e qua e basta, a due, inframmezzato magari da sketch, che è quello che poi noi facciamo. E dentro questi sketch, esatto, qui ne vediamo un po', e qui insomma cerchiamo sempre il modo di far sorridere, anche perché è così che succede, non è che non si rida, non si sia mai riso in miniera, o non si ride in ospedale, o non si rida durante... penso anche durante una guerra, insomma, c'è motivo per ridere, e questo alleggerisce molto, no? Rende più fruibile, più godibile la cosa, perché se no è come un piatto molto buono però pesante, cioè mangi un cucchiaio o due e dopo non ti va più giù. Invece insomma è bello secondo noi, poi non è che sia la ricetta per tutti. È una, diciamo, un modo diverso è l'unico modo che riusciamo a fare noi, ecco. Ma certo, ma è un po' insomma, dicevo, non è l'unico spettacolo, no? Perché poi molti ci chiedono di fare delle cose particolari per delle occasioni particolari, e questo insomma vuol dire che insomma quello che abbiamo cominciato qualche anno fa, sempre rispondendo a delle richieste, sta funzionando, e quindi bene. Noi a ERT abbiamo fatto lo spettacolo di Un prete ruvido, e anche quello raccontava la storia di... Anche quello di Zanussi.
E anche quello, la storia di Zanussi, sì, dell'azienda. Infatti è proprio questo su cui mi piacerebbe continuare a riflettere, no? Cioè che appunto non è la prima volta che ha affrontato un tema storico, ma che potremmo definire di storia popolare, cioè non è una storia di persone, cioè la storia dei penultimi e non soltanto, e la portate sul palco raccontando dei temi molto seri, ma anche appunto col vostro stile, portando anche la risata. E qual è, secondo voi, sintetizzando, la forza di questo tipo di lavoro fatto da voi o comunque di questo tipo di lavoro teatrale? La nostra ignoranza. No, Non avere velleità. ci aiuta nella ricerca, quindi senza Ma no. sì, no, nel Sai senso che... la cosa è che noi, non lo so, vedi, questi sono due personaggi. È vero, noi raccontiamo una storia, ma questi attraverso i personaggi, quindi anche qui, per dire, noi abbiamo conosciuto un minatore che ci ha spiegato un po' la sua storia, che cosa. Tra l'altro lui era già un personaggio. era già una drammaturgia già scritta, perché è l'unico minatore tuttora, che ha 90 e quanti anni, Ramiro, non mi ricordo. 92 ne aveva, tuttora l'unico minatore contento e felice di essere stato in Belgio, e che ci tornerebbe potendo ancora. Attilio Cereser. Abbiamo parlato di drammi, drammoni, questo qui era contento di essere andato in miniera e ci tornerebbe, potendo tornarci. Un po' di effetto nostalgia, magari, della gioventù. No, in quel senso, perché diceva, mi stavo bene, andava anche a correre. Però usava, a proposito di tutti i DPI che gli davano, ma io ho sempre tenuto la mascherina, ho sempre tenuto le cose, e quindi ho detto, non lo so, poi un piccoletto. Era anche fisicamente adatto lui, era piccolino, era uno scalatore delle miniere era. Esatto, sì. Poi il sabato e la domenica andava a correre in bicicletta, gli avevano proposto di fare il ciclista professionista, perché vinceva le gare, e lui ha detto, ma correre in bicicletta sarà mio un lavoro. Io il lavoro ce l'ho ed è in miniera, quindi tutti avevano problemi ai polmoni, lui andava a correre in bici. Cioè, vedi come la comicità è più nella realtà che nella fantasia. Sì. Avrebbe potuto inventare un personaggio. Il giorno in cui il primo giorno in cui ci siamo trovati è stato bello, perché poi insomma suonano le campane, mezzogiorno, lui le sente, fa, devo andare a mangiare. E usciamo dal piccolo museo di Prata e comincia a guardarsi in giro, cosa c'è, signor Attilio? Dove ho messo la macchina? 92 anni, sì, è venuto qua in macchina, ci ha guardato, fa, perché devo venire a piedi da casa, ma sai quanta strada c'è? Ma vi rendete conto? Lui a noi era bellissimo. Quindi insomma è vero, parli di tragedie, di cose veramente incredibili, perché poi partivano chiusi nei treni, facevano cose pazzesche, però vedi poi l'umanità. Non è che non le racconti quelle cose, la realtà è quella che è stata, la racconti, però puoi raccontarla in modo... C'è sempre quel gusto autoreferenziale, no? Di raccontare cose tragiche, fa sempre piacere a chi le racconta più che chi le ascolta. Sì. Infatti la forza era fare i personaggi, no? Quindi racconti la storia, ma la racconti attraverso i personaggi. I personaggi sono quelli lì, cioè sono Attilio, no? Sì, che sono anche persone, cioè persone, incontri, storie che hanno molte sfumature, molte sfaccettature, cioè non sono semplicemente appunto la grande vicenda, ma anche tante piccole quegli elementi quotidiani che sì. Ma guarda che questo è quello che è la banalità, poi che si dice sempre che la storia è fatta da uomini, da
da piccole cose, poi più o meno arroganti, più o meno scemi, stupidi, quello che vuoi, però è fatta da voi, quindi puoi raccontarla interpretando le persone, no? Perché poi già se è chiaro che anche noi usiamo quel metodo, perché in un'ora e mezza, un'ora e un quarto, non è che puoi spiegare tutto, per cui devi un po' diventare anche quel narratore che riassume le vicende. Però lì rischi di diventare retorico, no? Se racconti, se dici le tue. Se invece mostri la umanità, la mostri e basta, senza commentare. Poi, nello spettacolo ci sono anche delle parti fatte a leggio, dove raccontiamo, dove si contestualizza, no? La storia dei minatori. Dici numeri, no? Perché non si sa mai bene cos'era sta roba, quanta gente. Poi vedi, una cosa maledettamente sempre tutto molto attuale, cioè vedi adesso come siamo messi qua, e anche qua serve capire i numeri. Quelli di 50, no più, 70 ormai anni fa, li conosciamo bene, no? Perché è successo 70 anni fa. I numeri di adesso, i numeri della pandemia, non sono così chiari, per cui i numeri però dicono molto, dicono tutto, insomma. Adesso non abbiamo idea di quello che cazzo stiamo vivendo qua. Di sponda, però secondo me è una cosa enorme, perché che tutto il mondo si fermi, guarda qua come siamo, guardaci qua. Guarda qua, invece di essere, essere insieme. Però diciamo che in quest'anno, quando poi i teatri sono chiusi, sono stati chiusi e adesso lo sono ancora, vi siete attivati e avete inventato comunque sperimentato soprattutto delle modalità per restare in contatto con il vostro pubblico e continuare un po' a portare avanti questo tipo di lavoro su temi anche seri che immagino per voi siano urgenti. E quindi questo volevo chiedervi, insomma, che cosa avete urgente, fatto? adesso c'è la sopravvivenza. No, più che il contatto con il nostro pubblico, c'è questo contatto con il direttore della banca. Ecco, questo. Esatto. Mai come adesso ci vuole bene, insomma. Il nostro mestiere, tu lo sai, no, ma è siamo precari per natura noi, quindi come d'autunno sugli alberi le foglie, esatto. Poi noi in effetti per nostra natura, no, ci siamo sempre inventati, proprio come per la lotta per la sopravvivenza. Se non funziona da una parte cerchi da un'altra. E questo insomma avrà una sua durata, perché non è che... però è questo il meccanismo, perché noi non... No, noi devo dire che non so, non al contrario di molti, però insomma noi è vero, siamo nati sul palcoscenico facendo le nostre cose dovunque, cioè non c'è il palco. Pazienza, a Tarvisio, da Ciurval, abbiamo fatto uno spettacolo in un angolo sopra il tavolo, perché c'era troppa gente e non c'era la possibilità di avere una pedana, e quindi l'abbiamo fatto sfiorando il soffitto. Cioè, noi veramente abbiamo fatto spettacolo dovunque, dal Vaporetto di Venezia all'ultimo insomma avamposto dove c'era pubblico, insomma. Però abbiamo avuto anche la fortuna di affrontare le telecamere, no? E quindi sapere come stare davanti a una telecamera, cosa vuol dire non avere il pubblico, parlare con le persone a casa, insomma questo insomma un po' adesso ci dà da vivere, nel senso che ci chiedono di fare dei video, ci chiedono ma non c'è pubblico, non importa, lo facciamo lo stesso. Cos'era l'altro giorno? Darwinismo, cioè un po' ci tocca.
un po' lo prendiamo un po' come, sì, quel lavoro lì sulla miniera o quello del prete, un po' è una scommessa, no? Un po' non ci tiriamo indietro se pensiamo di poter funzionare, chiaramente non è che ci mettiamo a fare, che riguarda sempre lo spettacolo, voglio dire, perché ci mettiamo a costruire astronavi. Però possiamo far finta di costruire astronavi. No, Angela diceva di come il web, come riusciamo a stare, insomma, questa cosa diventa, la televisione ha una telecamera, il web ha una telecamera. L'altra sera dal comune di Montereale Valcellina abbiamo fatto una diretta. Ne abbiamo fatta una il 2 dicembre, come dicevi prima, per la giornata contro la violenza sulle donne, dal teatro Aldo Moro di Cordenons. Non c'era il pubblico, insomma, chiaro che non è la stessa cosa, ma sapevamo di averlo a casa, ecco, quindi come il teatro in TV, come si chiama televisione, è un'altra roba, sì. Chiaro, ma noi abbiamo provato a fare anche degli sketch, chiaro che non fai tutto, ma che devi fare? Anzi, va bene che ci sia questa possibilità, perché vedi quanti diventano conosciuti, famosi, quanti inventano modi nuovi di fare quelle pilloline, no? Su YouTube ne trovi a migliaia, che siano tutorial, che siano anche sketch, anche video. Ormai si può fare montaggio anche mentre viaggi in autostrada, in autogrill. E quindi tecnicamente c'è una potenza enorme. Se tu butti lì un'idea, la fai, chiaramente non c'è il respiro, non c'è l'odore del pubblico, questo siamo d'accordissimo. Questo... o la fai o non la fai, finché... E poi puoi criticare le decisioni, e questo diventa un'altra cosa ancora. Poi puoi criticare i rimborsi che ci danno, che non arrivano, che quelle robe, è tutto un altro reparto, diciamo. Però dal punto di vista artistico, chi fa questo mestiere o sopravvivi o... A proposito, vedi, adesso mi viene in mente, abbiamo fatto dei video sulla sicurezza e sono andati molto, molto bene, li stanno usando per fare formazione e ultimamente adesso ne usciranno di nuovi, quindi è vero che noi non abbiamo calcato il palcoscenico per un po', quindi da ottobre in poi praticamente non abbiamo fatto quasi nulla, però abbiamo prodotto una decina di video per la Confartigianato di Treviso sull'edilizia, quindi la salute e sicurezza in edilizia. E quindi usciranno tra un po' il materiale da usare per la formazione, però anche qui, no, Andrea, l'uso della commedia è... Certo. Ma noi siamo pronti a tutto, anche alla prostituzione no, perché adesso per via del contatto... No, beh, poi c'è gente più giovane. Però... Vabbè, ci sono gli amanti insomma, sono vari settori, sappiamo. Comunque tutto quello che riguarda l'ambito artistico, ripeto, siamo pronti ad affrontarlo. Sì, con la commedia, quindi attraverso la lente della commedia raccontare l'attualità. Quindi dobbiamo aspettarci per i prossimi anni uno spettacolo anche sulla pandemia, insomma. Questo perché no? Guarda che ha detto tante cose sulla gestione delle persone, del pubblico, su come crediamo le notizie, su come non ci crediamo, su come obbediamo, su come non vogliamo le regole, però adesso ma fino a 2 si può. Ma la regola dovrebbe non vedersi, è una concessione il 2. Ma hanno detto 2, se non è 3, allora 3. Sì, no, quelli che si criticano a cena in 6, ma perché 7 no e a 5 sì? È un numero, è un limite, ogni limite non ha senso, però devi darlo, no? Se no, vai piano, vai in macchina, quanto vai? Vai piano, vabbè, vado a 180, per me è piano. Beh, no, è esagerato, vabbè, è vero, vado a 175, ok, allora puoi andare. Metti un numero, ti schianti a 131 e a 129 no?
Se mi ha chiesto un limite te lo devo dare. Insomma, tutti questi discorsi qua, in effetti, hai dato un bel suggerimento. Anche, non solo, però, a parte le regole e le cose, però anche il vivere costretti a casa, cioè, qualcuno sì, è vero, la vive come una galera, qualcuno ci sta benissimo, voglio dire, non è tutto i rapporti, i figli, cioè, il paradosso, Ramiro, che raccontava la presidente di Voce Donna, che durante la pandemia, durante la quarantena, sono aumentati in maniera preoccupante gli episodi di violenza. Ho parlato anche con mi è capitato un'amica avvocato divorzista, ha detto massacro. Piena di lavoro, cioè non che ne vedo ancora. Vedi, questo è tristissimo, ma contemporaneamente fa ridere, no? Sì, metti i due in una scatola, cioè questi sopravvivono finché sono lontani, nel momento in cui sono dentro scatta, ed è umano, molto umano, ed è drammatico, tragico, no, c'era la parola, tragicomico, c'era già. C'è stato un anno di molta umanità, insomma immagino che appunto per due come voi che lavorano proprio su questo, insomma noi ce l'aspettiamo quindi per la stagione 2021-2022 a questo punto. Per il 2021 così vi diamo degli spunti, non ci fermiamo nemmeno noi. Troviamo un produttore, non so, le pastiglie, il Malox, non so, troviamo una... mi sa che l'editoria ha già fruttato, c'è un sacco di libri già parlano di questi argomenti, poi articoli sui giornali non si contano già, e d'altra parte è questo che vivi, è questo che vai a trattare, insomma. Tra l'altro è un'esperienza appunto fortemente condivisa, quindi insomma tutti sanno, tanto il comico ride sulle cose condivise, quindi qui ce n'è. Sì, molto spesso è perché mi capita anche a me, no? Questa è la cosa. Sì, è la stessa cosa che... E quindi, insomma, raccontare quello che capita alle persone è sempre motivo di comicità. Insomma. Uno dei video più apprezzati è stato quello tedesco, no? Quello che invitava a stare a casa, a non preoccuparsi del vecchio, che raccontava come fosse un episodio della guerra mondiale. Quello lì è tragicomico, è divertente, e contemporaneamente dice, che vi lamentate? E noi avevamo il coprifuoco vero, non il coprifuoco di non poter andare a bere lo spritz. Eppure adesso che non possiamo, insomma, dovrebbe servire ad apprezzare quando ce l'avremo, ma sono già sicuro che dopo il primo spritz, ciao, ce lo siamo che dimenticati. E attaccheremo il secondo spritz, giustamente, proprio per dimenticare quell'angoscia. E speriamo anche di ritrovarci a teatro, che questo è un po' il nostro abbiamo un po' di appuntamenti ragazzi, preparatevi perché fra un po' ci sarà una pubblicità a tappeto, febbraio e marzo ci ritroveremo non a teatro, nelle giuste distanze che ci devono. Allora, non si può fare a meno del teatro, basta, per favore. Scendiamo in teatro, in piazza no, ma in teatro, scendiamo in teatro, basta. Scendiamo nella hall. Scendiamo le regole e stiamo a teatro. Quindi speriamo appunto di rivedervi con i penultimi, appunto che è in programma a Colugna, a Grado, a Pontebbe, a San Daniele, quindi insomma... Mamma mia, quante date, non me le ricordavo. Sì, ce le ricordiamo noi. E quindi ho terminato il panico tra gli amici che mi vogliono ospitare a casa, non puoi andare via, dormi qua, perché quest'anno c'è la doppia, perché gli abbonati non ci stanno tutti nello stesso giorno, perché bisogna stare staccati, allora per stare staccati alcuni vengono il giorno dopo. E quindi... Io ho già detto che non so se ce la faccio, a fare la doppia,
io fosse l'ultima cosa, ma io ce la farò. Ci proviamo. È anche una buona notizia, sarebbe una buona notizia, cioè che Sì. ci sono ancora tante persone che hanno voglia di passare il proprio tempo a teatro, che si sentono sicuri all'interno dei teatri, come è un po' successo quest'estate, all'inizio insomma, verso la fine dell'estate. Guarda, Andrea, secondo me è uno dei motivi che mi ripeto spesso nel nostro mestiere, è che la voglia di andare a teatro, la voglia di ridere, la voglia di vedere un evento come quello del teatro, anche come i concerti, per quello però per quanto ci riguarda, soprattutto il teatro, questa non smetterà mai, secondo me. Non smetterà mai proprio dal punto di vista umano. Le persone hanno, cioè, c'è poco di dire vado lì, vedo una clip, no, vado lì alle 20:45 a vedere una clip, ma dove vai a vedere questa clip? No, poi vivo ha quell'attesa, la tensione, da parte nostra, poi insomma. La cosa comunque poi interessante è che, non so, con noi capita, io non ho, con noi capita che l'ho già visto, ma rivengo a vederlo, tanto ogni volta cambia qualcosa. E quindi, insomma, abbiamo dei fan che vengono a vedere cosa riusciamo a cambiare. Questo perché abbiamo l'unicità del momento, l'unicità. Ma perché abbiamo pubblico della nostra età che comincia a non ricordarsi un cazzo. Il problema siamo noi, perché non se ne ricorda più, anche perché noi, essendo della loro età, non ci ricordiamo più un cazzo di quello che facciamo noi, quindi per forza è sempre nuovo. No, sì, certo, però dalla nostra appunto c'è questa cosa, il teatro è una roba che vivi quel momento lì e non può essere uguale la volta. No. Non è come andare a vedere un film, il film è quella roba lì. Nel film puoi tornare indietro. La condividi con gli amici, ma è quella roba lì. Al teatro torni fuori al limite. Esatto. Torni la prossima volta, insomma, sì, è un'attività che appunto, come tutto lo spettacolo dal vivo, è tale proprio perché condiviso col pubblico, vissuto insieme. Guarda cosa ho fatto, ma è bellissimo, sono soddisfatto. Farò un po' di scenografia, insomma, per sentirsi. Farò tutte le dirette con queste lucine, messe un po' meglio, perché devo dire, a me piace le robe a caso, piacciono, però così è tanto a caso. Credo che apprendiamo, ci sono le lucine, vedi, con lucine dappertutto. Quanto tempo è passato? Tantissimo. Infatti adesso concludo. Me ne sono accorto perché ho visto che comincio a avere un po' di... Allora... È il momento dell'aperitivo e di un brindisi, quindi direi che brindiamo insieme l'anno nuovo e ci auguriamo appunto di vederci presto in teatro. Ringrazio, grazie a Appi, grazie a Ramiro Besa. Ciao Angela, e al nostro regista che e lui sempre stendendo i coreani che ci segue sempre dalla regia. Grazie anche a lui, naturalmente. Sarà addormentato, parliamo piano che si sarà addormentato. Sì, ha finito di stendere i panni, adesso dorme. No, ancora ci siamo, ci muove per bene, quindi è qui con noi. Grazie, appunto, concludiamo ricordandovi che tutte le puntate del Teatro a Casa Tua sono disponibili sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube dell'ERT del Friuli Venezia Giulia. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito e l'appuntamento è per giovedì prossimo con una nuova chiacchierata con i protagonisti e le protagoniste della scena teatrale. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.